Parlare di nuove estrazioni che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà questo territorio in termini di abbassamento è una soluzione che ci spaventa. Fa pensare che questo commento arrivi da uno degli ingegneri idraulici del Consorzio di Bonifica del Polesine, anche dopo la notizia del tavolo tecnico a Roma con le pressioni dal Veneto perché non si torni ad estrarre. L'ingegner Laurenti conosce benissimo la situazione del Delta Po, con i cittadini condannati dalle estrazioni a vivere ogni giorno di fatto con una colonna d'acqua alta 4 metri sopra la testa. Tutti i giorni siamo circondati dall'acqua, abbiamo colonne d'acqua sopra la testa e quando va male d'estate sono colonne d'acqua salata. Perché l'abbassamento di terreni e fiumi causato dalle trivellazioni di metano degli anni 50 non sta causando solo il pericolo inondazione, ma anche con la siccità la salinizzazione di tutto il territorio. E parlare di trivellazioni con l'esperienza che abbiamo avuto per noi è una cosa impensabile. Voi avete più paura della siccità o del cuneo salino? Noi abbiamo più paura del cuneo salino, perché in realtà un po' d'acqua dal Po arriva sempre, è proprio il cuneo salino che ci impedisce di usare quel po' d'acqua che arriva. Delta che è anche pesca per un comparto che teme fortemente gli effetti combinati di nuove trivellazioni e cambiamenti climatici. Pare che sia già una cosa che voglia essere calata dall'alto. Io faccio un appello a ricordare ciò che le estrazioni nel passato hanno prodotto su un territorio così fragile come il Delta del Po. Proprio per questo sia il parco regionale che i sindaci del territorio pongono una domanda a regione e soprattutto governo nazionale. Abbiamo un percorso dove c'è stato e abbiamo pagato caro quello che è stato la subsidenza, perché di questo stiamo parlando, e ad oggi ancora diciamo, ma quello che è stato il beneficio di togliere il metano in Adriatico negli anni 50-60 è stato sufficiente a pagare l'investimento sociale per mettere in sicurezza il territorio, quali alzare gli argini del Po e dell'Adige, quali rimettere in sesto l'argine a fronte mare perché il mare non entri dentro. Idrovore che ora più che mai stanno costando a queste comunità. E tutti gli anni al nostro consorzio Delta del Po consumiamo 10 milioni di kilowattora all'anno. Per quella che era la tariffa media arrivavamo a pagare circa 2 milioni di euro di energia elettrica annui. I rincari che tutti stiamo vedendo e stiamo subendo hanno portato l'anno 2022 a 3 milioni di euro. Tutto questo in cambio di metano. Andiamo a parlare di un 2% del fabbisogno nazionale, quindi parliamo del nulla.